preparando una modifica del regolamento di polizia locale che porteremo all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale in modo da identificare la zona del centro commerciale e limitrofe, quindi anche la parte della fiera, no? La Certo. fiera di Udine, che adesso si chiama Udine Esposizioni, in modo da poter consentire alle forze dell'ordine di emettere i famigerati DASPO, sperando che poi costituiscano un elemento deterrente il fatto che si possano applicare e una volta applicati che siano veramente definitivi e impediscano l'accesso. Certamente il fenomeno delle baby gang è un fenomeno preoccupante. Nella parte Fortunatamente nella parte interna del comune questo non è presente, sono rari episodi che comunque sono circoscritti. Dove ci sono grosse aggregazioni come appunto il quartiere fieristico, insomma il polo est del comune, certamente il fenomeno è più sentito. A questo si unisce anche il tema dei minori non accompagnati, che ogni tanto si ritrovano in giro e vengono affidati al sindaco, ahimè, che diventa il tutore e quindi deve provvedere anche alla loro sistemazione.